Basta fare casino, basta fare casino! Fatemi vedere le bottiglie di vino dove le avete nascoste, tira fuori dalla tasca il vino, tu! Non fare il filippino, che so benissimo che sei friulano, sei nato a Udine. Ecco che ha appena rubato la brioche! Ha rubato la brioche, Cai! Una usanza dei giovani anni 80-90, come si chiamava? Il Putantour. Cos'era? Il Putantour che è nel Viale Leopardi, tra Viale Leopardi, via Roma, via Ungheria, via Battisti. Il Putantour consisteva il giro di macchine delle prostitute, molto carina, il top dei top. La Flavia c'era? La Flavia era la numero uno. All'occorrenza, se lei diceva andiamo, si pattuiva il prezzo e si faceva il giochetto. Facciamo stasera? Ma non c'è più niente a Udine. È vero, è un casino. Adesso dove andiamo a trovarle? Negli appartamenti? Hai internet? Sì, appartamenti internet. Tira fuori Google. Cai, offro io il caffè alla signora qua. Offro io, faglielo. Caffè cinese, per favore. Da quale città del Pakistan vieni? No, io non vengo, sono della Carnia. Allora, Pakistan, la Carnia è una provincia del Pakistan da qualche anno, non lo sapevo. No. Sei contento di questo cambiamento? Beh, insomma, mica tanto. Perché? No? Bello. Basta che non ti tolgono le montagne. Sì, e i fiumi, no? Ma i fiumi continueranno a scorrere, continuerai a farti il bagno, ma con tanti pakistani. Non è che sono razzista, però preferisco stare con la mia gente, no? C'è qualcuno che non è bravo, no? Ma tipo? Personaggi che sono qua, o il Cormoso, stazione o in altre parti ci sono punti dove spacciano proprio. Come facciamo? Come facciamo a spiegargli che non si fanno queste cose? Vai tu? No, io so, ma Putin. faccio i cavoli miei, perché Putin. dopo cambiano, no? Anche se li prendono, ci sono sempre persone dietro che arrivano. È sempre un giro. Perché prima praticamente Era lì, lo italiano. spazio era italiano, adesso invece è passato sotto le loro mani praticamente. L'ufficio di collocamento ha cambiato i cartellini. Se però uno farebbe un giretto per 2 giorni nel carcere di Udine, vede praticamente che il 60% o Sono forse tutti più sono tutti stranieri. stranieri. Questo succo di frutta qui va molto anche tra i pakistani. A che gusto è questo succo di frutta? No, è un vino. Ah, è un vino? Pensavo fosse succo di frutta. No. Ma che ne sono? Sei un No. quarto, Sì, Marco. una specie di colazione, È il dai. fisico friulano che... Dopo il vino, qual è il passo successivo? Mangio qualcosa e continuo a bere, però bevendo a graduazioni. Quando sento che sono un po' stanco, smetto, vado a casa, dormo, mangio. Ma non è che ne faccio 10-12 Certo. al giorno, però 5-6. 5-6 al giorno. Sì, mi sembra mia madre. No, ma digli perché mi fai queste domande che dopo perché mi arrivano quando fanno L'alcol la test. prova l'alcol test. Ma io ma sono collegato con la questura, come sì. C'ho l'alcol test nel telefonino. Questo quartiere che è pieno di stranieri, come facciamo a mandarli via? No? Noi vogliamo stare tranquilli a bere il nostro vino, a parlare delle cose nostre. Come facciamo? Qua è invaso. Hai una soluzione? Dato che la Meloni sta facendo opere di bene a tutti, no? Che dia 5.000 euro a persona che li rimandi al loro paese. Tu che sei un pilota, diciamo, cosa faresti? Napalm, come nel Vietnam. Napalm è un metodo, diciamo, indolore efficace, no? Chiaro. Se si mettono d'accordo per spostare un po' di immigrati in altre Europa, in giro. Dove li mandiamo? Non lo so, in Belgio, Lussemburgo, Siberia qua. Perché è fresco. Potrebbe. Allora, Kai, devi dare un succo di frutta a quel signore. Come un bianco. Tu? Caffè. Caffè come? Alcolico o no? No, caffè analcolico Ok, italiano o cinese? italiano.